leader Media Nord-Est che da oggi ha il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle principali televisioni regionali di Lombardia e Piemonte. Filippo Yiannakopoulos, amministratore unico del network Media Nord-Est. Dobbiamo essere orgogliosi, è un consolidamento nazionale per l'informazione locale di qualità. Al via Venezia il G7 dei ministri della giustizia, breve sfilata in piazza San Marco per il Guardasigilli Nordio, principale novità la costituzione di un gruppo permanente per l'attuazione e il rispetto delle leggi. Per il G7 dei ministri, tra cui il rappresentante del governo ucraino, città blindate, in corso la manifestazione dei contestatori, in campo un massiccio dispositivo di sicurezza. Eseguita l'autopsia sul corpo del tabaccaio assassinato a Jesolo, Roberto Basso colpito con estrema violenza, le indagini proseguono serrate e tra i commercianti cresce la paura. Rubano l'auto a una 75enne di Morgano, poi fuggono all'Alte dei Carabinieri e finiscono fuori strada la scorribanda notturna di un 16enne al volante e dell'amico 15enne. Iniziata a Vicenza la pacifica invasione delle penne nere per la 95esima Adunata Nazionale degli Alpini, da domani al via agli eventi che Antenna 3 seguirà con dirette e collegamenti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Dunque l'avete sentito dai titoli in apertura, questa sera ho una notizia storica che ci riguarda. Il network Media Nord-Est infatti ha acquisito il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle televisioni leader nel nord-ovest del nostro paese. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del nord-ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antenna 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel. Un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. Dunque una nuova e prestigiosa e pionieristica acquisizione per il gruppo Media Nord-Est che si aggiudica il 21,71% delle quote di Mediapason, società editrice delle televisioni più importanti in Lombardia e Piemonte. I dettagli nell'intervista dell'ingegner Filippo Yiannakopoulos. Ingegnere Yiannakopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. Beh, è un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antenna 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milan Now, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Beh, tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2.
in un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori, cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antena 3, mentre la nostra Antena 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, lei tenga conto che Antenna 3, come la nostra Antenna 3, diciamo, ha 40 anni, anche l'Antenna 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Ed ora andiamo subito a Venezia con i G7 dei ministri della giustizia, breve sfilata in piazza San Marco per il Guardasigilli Nordio, principale novità la costituzione di un gruppo permanente per l'attuazione e il rispetto delle leggi. Ci colleghiamo subito, la vedo sullo schermo la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buonasera. Buonasera a te Daniela, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui ai piedi di Palazzo Ducale, dove a brevissimo arriveranno i ministri della giustizia qui per il G7 iniziato oggi alle ore 14:30. Vi facciamo subito vedere le immagini girate da Simone Merlo. È da poco arrivato il nostro ministro, il ministro italiano Carlo Nordio. Sta in questo momento parlando con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a suo fianco il presidente della regione Luca Zaia, il prefetto Darko Pellos. Vi ricordo gli altri ministri, oltre Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, che in questa 2 giorni, lo ricordo, iniziata appunto oggi alle 14:30, affronteranno i temi del dibattito mondiale, quindi dalle guerre alla situazione geopolitica internazionale, la cybersicurezza, il narcotraffico e ovviamente le migrazioni. Ed è proprio ovviamente il ministro Carlo Nordio a fare gli onori di casa in questa 2 giorni. A brevissimo sentiremo anche le prime dichiarazioni proprio del ministro Nordio, che ha dato un'importante notizia oggi, ovvero quella della costituzione di un Venice Justice Group, che sarà un gruppo permanente proprio per l'attuazione e la garanzia delle leggi. Ma sentiamo subito, in questo momento vi stiamo facendo vedere tanti i saluti istituzionali in attesa dell'arrivo qui degli altri 6 ministri della giustizia che sfileranno qui per poi in piazza San Marco per poi entrare a Palazzo Ducale. Li stiamo attendendo, dovevano arrivare intorno alle 18:30, ma ovviamente quei 5-10 minuti canonici, quindi li stiamo attendendo, dopodiché entreranno a Palazzo Ducale e domani riprenderà la seconda giornata di sessioni. Rimaniamo qui in attesa, poi eventualmente vi chiederemo la linea, ma sentiamo subito le prime dichiarazioni di oggi del ministro Carlo Nordio in questa intervista che è stata appunto realizzata nel pomeriggio, e nel frattempo io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Un grande piacere accogliere oggi i membri del G7. La novità più importante sarà la costituzione di un Venice Justice Group, un gruppo sarà permanente per l'attuazione e la garanzia delle leggi. È una giornata particolarmente ricca di emozioni, anche perché oggi è la giornata che commemora le vittime del terrorismo. È mia personale perché 40 anni fa sono stato il giudice istruttore dell'inchiesta sulle Brigate Rosse, ma soprattutto è una giornata importante perché consolida una
unità di intenti e una unità di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come il fentanyl e anche per quanto riguarda l'interesse che abbiamo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo già avuto dei colloqui bilaterali con i colleghi del Canada, dell'Ucraina, degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna questa mattina, altri proseguiranno domani. La giornata di oggi sarà in parte, almeno agli inizi, aperta affinché possiate vedere la meravigliosa location nella quale si svolge questo evento e poi naturalmente proseguirà tra di noi, sarà sicuramente estremamente fruttuosa. E ancora una volta rinnovo il ringraziamento sia a tutti i nostri ospiti sia a tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa organizzazione. Una città blindata per il G7, noi andiamo subito in stazione Santa Lucia a Venezia perché c'è stata una manifestazione dei contestatori, ce la spiega subito la nostra Anna Maria Parisi. Buonasera Anna Maria. Buonasera Daniela, no al G7 dell'ingiustizia, Free Palestine Block the War, Palestina libera, bloccate la guerra. Questo lo slogan con cui dalle 17 fino alle 18 circa, proprio partendo da qui, dal piazzale della stazione Santa Lucia di Venezia, 250 manifestanti dei centri sociali del nord-est, da Venezia fino a Treviso, Padova, Schio e Trento, partendo da qui, arrivando fino in campo San Simeon, intendevano raggiungere il nucleo, il cuore del G7, ma sono stati bloccati da una carica di alleggerimento della polizia in assetto antisommossa, proprio per evitare che ci fossero eventuali ed ulteriori peggiori scontri. Quindi tensioni, scontri leggeri, ma si è risolto fortunatamente con nessun ferito. Manifestazioni dicono gli studenti anche del collettivo studentesco universitario che non terminano qui, non si fermeranno e proseguiranno la settimana prossima a partire da lunedì 13, quando proprio il collettivo degli studenti occuperà l'Università Ca' Foscari con le tende che verranno posizionate nel cortile del rettorato dell'università, occupazioni che riguarderanno anche l'Istituto di Architettura e così anche il Conservatorio Benedetto Marcello, così dalla rete degli studenti universitari. E da Venezia con le immagini di Tommaso Migotti è tutto, linea a te. Grazie davvero Anna Maria Parisi, noi lasciamo il G7 per continuare con la cronaca, indagini serrate sulla morte del tabaccaio trovato senza vita a Jesolo. Roberto sarebbe stato colpito con violenza, i commercianti tanti hanno timori, a livello imprenditoriale puoi essere preso di mira. Aver perso un imprenditore, un collega, qualcuno ben conosciuto nella località ti lascia sempre sconforto totale. Sconforto è lo stato d'animo che domina tra i commercianti e in generale un po' in tutta Jesolo, località che si interroga su come sia morto Roberto Basso. Il tabaccaio 64enne trovato senza vita lunedì mattina dal fratello nell'abitazione di via Antiche Mura. Un decesso ancora avvolto nel mistero. Le indagini dei carabinieri proseguono serrate nel massimo riservo, così come l'esito dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Cristina Mazzarolo, incaricata dalla procura. Roberto sarebbe stato colpito con violenza, deceduto per il colpo alla testa. Restano aperte tutte le ipotesi, tra cui quella della rapina finita male. Tanti si fanno delle interrogazioni e tanti hanno anche dei timori, delle paure, perché anche a livello imprenditoriale tante volte sei preso di mira e quindi in una situazione dove sta un po' degradando un po' tutto, perché la situazione non è semplice, c'è sempre più gente che delinque
e sempre più gente che è convinta che in Italia si possa fare quello che si vuole. Sono tanti i punti ancora da chiarire. L'oggetto appunta che avrebbe procurato la morte dell'uomo, che dal primo esame esterno riportava ferite a testa e collo, non è ancora stato trovato. Manca il movente e l'autore. Questa mattina all'esterno del tabacchino di Basso sono spuntati dei lumini votivi, sintomo dell'affetto testimoniato dalle tante persone che lo conoscevano. Jesolo non è abituata a certe situazioni e quindi un fatto così increscioso sconvolge un po' tutti quanti, soprattutto il non avere neanche certezze di quello che è avvenuto, come è avvenuto. Lasciamo lavorare le forze dell'ordine e senz'altro riusciranno a scoprire quali sono state le motivazioni. Ci spostiamo nel Trevigiano, fuori strada con l'auto rubata dopo un inseguimento con i carabinieri nei guai, 2 minorenni. Non si erano fermati all'alta dei carabinieri uscendo di strada con l'auto rubata e tentando invano la fuga. Inseguimento in stile americano nella notte a Istrana in via Baracca. Siamo nella frazione di Sala. All'interno di quella Toyota Yaris finita autonomamente ad alta velocità fuori dalla carreggiata vi erano 2 minorenni. Il 16enne alla guida rimasto ferito dopo il sinistro è stato condotto in ospedale a Treviso per tutte le cure del caso. L'altro, 15 anni, era riuscito a uscire dall'auto allontanandosi a piedi in aperta campagna, venendo alla fine bloccato da una pattuglia dei militari dell'Arma di Montebelluna. Il mezzo è risultato provento di un furto avvenuto lo scorso 7 maggio ai danni di un'anziana 75enne di Morgano. I 2 incensurati sono stati affidati ai genitori, dovranno rispondere di resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. In ballo anche una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente, poiché mai conseguita, vista l'età, dal giovane conducente. Il sospetto dei carabinieri è che la coppia possa essere coinvolta in alcuni furti in abitazione verificatisi nei giorni scorsi nella zona della Castellana. Scoprono i ladri in casa e cercano di bloccarli. Paura per i titolari dell'antica osteria da Fraschi, ma i malviventi alla fine sono fuggiti con il bottino. Si erano trovati faccia a faccia con i ladri tentando inutilmente di bloccarli, ma alla fine i malviventi sono fuggiti con ori e denaro in contante. Sono stati attimi di concitazione quelli vissuti nei giorni scorsi dai titolari del ristorante Antica Osteria da Fraschi Francesco a Grassaga di San Donà di Piave. Era una domenica sera come tante altre quando attorno alle 9:30 un membro della famiglia sente dei rumori al secondo piano, scende al ristorante e chiede se potesse esserci qualcuno all'interno, capendo subito che vi era qualcosa che non andava. Saliti al secondo piano, padre, fratello e sorella si sono imbattuti nelle 2 persone che nel frattempo avevano arraffato tutto quello che avevano potuto. Ne è nata una colluttazione, la coppia alla fine si è dileguata portando via soldi e gioielli preziosi, questi ultimi dal grande valore affettivo, essendo appartenuti all'anziana madre deceduta qualche anno fa. Sono fuggiti dal pianerottolo, ci spiegano a microfoni spenti, dal locale di via Grassaga e guadagnati la fuga a bordo di un'auto guidata da una terza persona. Ai titolari dell'osteria non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri di Noventa, ora al lavoro per dare un nome e un volto ai banditi entrati in azione. Ed è iniziata a Vicenza la pacifica invasione delle penne nere per la 95esima adunata nazionale degli alpini. Io vedo già il campanile, quindi vedo il nostro Lucio Zanato. Lucio Zanato che è a Vicenza per noi. Lucio, buonasera. Buonasera, buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antena 3. È già pacifica invasione delle penne nere qui a Vicenza. Avete visto che bellezza il tricolore che svetta, ma in genere tutto il tricolore qui alla Basilica Palladiana. Come vedete sono con il presidente nazionale Sebastiano Favaro. Presidente, grande soddisfazione. Una città già pacificamente invasa, vedo sorrisi ovunque e soprattutto cittadini contenti. Direi proprio di sì, ma d'altronde Vicenza e la provincia di Vicenza sono le più alpine d'Italia e quindi qui anche la gente ci conosce, sa chi siamo, sa che siamo gente per bene, ecco, questo è importante. Siamo gente che è venuta qui per condividere, per fare festa, per stare insieme e per anche ribadire i nostri valori. Abbiamo voluto tra l'altro un messaggio forte per questa adunata in un momento così difficile, il messaggio che è quello
del sogno di pace degli alpini, perché gli alpini la pace la costruiscono giorno per giorno con il loro fare, con la loro disponibilità, con l'essere sempre pronti e presenti in tutti i momenti, sia nei momenti felici come questo, ma anche nei momenti drammatici, quando ci sono delle calamità. Noi ci siamo e ci saremo. Ecco, devo dire, io sono stato oggi in fiera dove c'è la parte logistica, ho visto come al solito una macchina rodata perfetta, e tutto questo anche grazie alla Protezione Civile, è nata, ricordiamolo, con gli alpini, è nata soprattutto con quel terremoto tremendo del 76. Esatto, è nata in Friuli con un'idea che è stata del nostro allora presidente Bertagnoli e dell'allora ministro Zamberletti. Credo che è stata una grande intuizione. Lì avevamo costituito poi per la ricostruzione 11 cantieri di lavoro, lì è partita veramente in modo forte e determinato anche quella che oggi è la nostra Protezione Civile, perché anche questa dunata, che è sì un momento di festa, e anche per tanti dei nostri ragazzi, lo voglio ricordare e li voglio ringraziare, una fortissima esercitazione, perché questo per noi è un momento di prova di essere capaci con la nostra logistica di far fronte a tutte le necessità in caso eventualmente, speriamo mai, che ci sia un evento calamitoso. Ho contato 1000 brande solo per la logistica, poi altre 2000 invece di alpini che sfileranno. La previsione per domenica, quanti alpini in marcia? Io non mi voglio sbilanciare, ma se il clima è quello di oggi e se quello che abbiamo sentito guardando in giro in provincia, ma anche nelle province vicine, della presenza di tanti nostri alpini, io credo che supereremo il limite dei 100.000 che sfileranno, e oltre 350-400.000 presenti qui domenica a Vicenza. Tranquilli, perché noi, anche se la città avrà qualche problema di accoglienza nel senso di dimensioni, noi come sempre siamo capaci di adattarci a tutto, perché per gli alpini non esiste l'impossibile. Grazie Presidente, a te Daniela la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato e anche al Presidente. E dunque anche quest'anno Antenna 3 seguirà gli eventi della Dunata degli Alpini con una programmazione dedicata. Partiremo venerdì con le immagini dell'alzabandiera da Vicenza, dai quattro sacrari, dalla colonna Mozza dell'Ortigara fino alla sfilata dell'Abro Nazionale. Speciale Alpini la sera in onda dalle 21. Sabato dalle 11 la lunga diretta che racconterà i momenti ufficiali della Dunata, alternandoli con le storie degli alpini dagli accampamenti della città, e poi dalle 20:30 in diretta lo spettacolo delle fanfare alpine e dei cori, e poi domenica dalle 7 la lunga diretta della sfilata fino al passaggio della stecca e la Maina Bandiera. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Benvenuti al meteo. L'alta pressione torna sull'Italia, bel tempo e clima primaverile protagonisti nel weekend. Il dettaglio intanto di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti pomeridiani, specie in montagna. Temperature stazionarie minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, non sono attese piogge, il cielo si presenterà limpido o velato. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà stabile e soleggiato con qualche velatura. Temperature minime sui 15, massime sui 25-26. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.